abbiamo sottoscritto questo protocollo d'intesa con il Tribunale di Agrigento, usufruendo della normativa nazionale che consente di far scontare a chi come dire, ha commesso dei piccoli reati, guida di stato d'ebbrezza, penso a questo tipo di infrazioni, pene alternative al carcere. Per cui il Comune di Raffadali, in virtù del protocollo sottoscritto, soffrirà di 5 unità per il periodo di pena che viene stabilito dal Tribunale per attività socialmente utili. Penso alla sistemazione di un'area verde, la pitturazione di una ringhiera, interventi manutentivi nei confronti del Comune. Sarà visto secondo la capacità poi dei soggetti che vengono comunque assegnati. È uno splendido esempio di pena alternativa, con una funzione anche dal punto di vista della cultura della pena importante, che risale proprio alla concezione della pena propria di Cesare Beccaria, che non è solo punitiva ma è riabilitativa e come dire, di riconoscimento dell'infrazione fatta e di adoperarsi perché come dire, il soggetto venga reinserito socialmente e non commetta più quel tipo di infrazioni. I soggetti ne hanno un utile perché anziché andare in carcere, come dire, fanno un lavoro utile, anche darà anche a loro una soddisfazione nel vedere realizzare qualcosa di concreto in favore della collettività, è proprio un ripagare la comunità per un'infrazione fatta. C'è uno sforzo organizzativo ma anche come dire, un utile da parte delle amministrazioni pubbliche che avrà come dire, la realizzazione, vedrà visibile lavori di manutenzione all'interno della propria realtà. Io credo che sia un buon esempio che già alcuni comuni fanno e che andrebbe probabilmente esteso in diverse realtà comunali della nostra regione.